Macchina in movimento per la prima corsa di questo convegno all'Arcoveggio. Benvenuti tutti all'ippodromo per questa bella giornata di corse che parte con il premio Socrate, riservato ai gentleman, trofeo Gentleman for Life. La macchina si è già avviata, abbiamo con l'uno Irma dei Greppi con Nicola Del Rosso, India Lux con Bonfiglioli, Isla dei Greppi con Zaccherini, Ilaria Luis con Michela Rossi, Ipersonica Horse con Patrick Romano, Indios Barsa con Miniero in seconda fila, Into the Wild Sea con Ballotta e I Am dei Colli con Angeloni. La macchina è entrata nella retta delle tribune e tra pochi istanti lascerà i cavalli per questa prima corsa sulla distanza del doppio chilometro. Parte molto svelta Isla dei Greppi come da aspettativa e è già davanti a tutti, davanti a Irma dei Greppi che si prende la seconda posizione, rimane attardato al via Indios Barsa. In terza posizione invece si infila perfettamente Bonfiglioli con India Lux e la corsa ha già preso un po' una sua fisionomia, se vogliamo, che è abbastanza prevista. 16-3 è il primo parziale e Matteo Zaccherini ora potrà comodamente provare a gestire i tempi. In quarta posizione abbiamo Into the Wild Sea, si è creata una fila indiana ed alle ultime posizioni qualcuno prova a muovere le acque. Arriviamo ai 400 metri trascorsi in 33,9, un ulteriore piccolo rallentamento del leader Isla dei Greppi, entriamo nella seconda curva e qua si forma una colonna esterna per provare ovviamente a risalire e non rendere troppo agevole il trasferimento del leader. 600 metri sono stati trascorsi in 51,4, siamo sulla retta delle tribune con Isla dei Greppi che continua a graduare, la segue Irma dei Greppi, a destra si presenta Into the Wild Sea che veleggia intorno alla terza posizione, dietro a lei troviamo I Am dei Colli, cavallo che ovviamente tutti aspettano per provare a dare un movimento a questa corsa che sta per arrivare al chilometro. Gli ultimi 200 metri un 16,2 ancora di trasferimento e adesso Matteo Zaccherini incomincia ad accendere la miccia, si parte, si va, si vola e Isla dei Greppi incomincia a staccarsi dal gruppo, la segue Irma dei Greppi ma rimane comunque già a una distanza già significativa, gli altri un pochettino arrancano, prova a tenere la sua terza posizione Bonfiglioli che prova a tenere appunto all'interno e seguire la scia di Irma dei Greppi. Andiamo nella retta, nella curva che precede l'arrivo, 14,9 quello il parziale delle scuderie, e quando siamo nella curva Matteo Zaccherina incomincia veramente a salutare la compagnia. Facile Isla dei Greppi davanti a tutti, la segue Irma dei Greppi, Into the Wild Sea prova a mantenere la terza posizione dall'attacco interno di India Lux, ma sul palo India Lux prende la terza posizione. Ovviamente sulla vittoria di Isla dei Greppi non c'erano discussioni, 1,25 per portare a casa questa vittoria per Matteo Zaccherini, 2,13,6 il rotolo completo. Al secondo posto abbiamo Irma dei Greppi e adesso guardiamo la slow motion per andare a verificare la terza posizione che è stata quella più lottata in retta d'arrivo. Quindi ripetiamo, primo 3 Isla dei Greppi Matteo Zaccherini, secondo 1 Irma dei Greppi e al terzo posto abbiamo effettivamente il numero 2 di India Lux che precede il 7 di Into the Wild Sea e il numero 8 di I Am dei Colli.